Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie a te, cara Sveva, cara Castellana, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa non è la rassegna stampa, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Oddio, sto perdendo colpi. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1005 di oggi, lunedì 26 di maggio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online, vi perdete liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, che per ora sto sostituendo io, e molte altre cose ancora. Saluto e auguro buon lavoro ancora una volta alla nostra Sveva, che da lassù, dalla plancia comando delle nostre magiche onde, mi permette di proiettarmi insino a voi. E vi ricordo come sempre le nostre coordinate: 340 670 9659. Ripetete insieme a me: 340 670 9659 se volete scriverci delle zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 0292 94 7222 quando lo dirò io per il telefono, signore e signori. Allora, sono le 18:18, sapete che c'è? Cioè che dopo aver ascoltato Luco Lombo che dà questo colpo di socialismo
vagamente craxiano, vagamente Milano da bere, ma non ancora, siamo nell'81 con Maracaibo, la Milano da bere dall'83 in poi. In ogni caso, l'implacabile è pronto. Chi è l'implacabile? Pierluigi Magnaschi, stava a San dir. Sveva, se sei pronta, vai pure. Louis Sarkozy, 28 anni, figlio di Nicolas e ex presidente della Repubblica Francese, è tornato da un soggiorno di ben 10 anni negli Stati Uniti. Adesso fa l'analista di politica internazionale in una TV francese, ma non esclude di impegnarsi anche in politica. Sulla nomina di Trump, Sarkozy Junior dice: sono stato tra i pochi a sostenere che avrebbe vinto, mentre nelle trasmissioni francesi sugli USA molti credevano davvero in Kamala Harris. Ma loro conoscono solo New York, che è un prolungamento dell'Europa, e Los Angeles, che è un prolungamento di New York. Io invece ho vissuto per 4 anni nella Pennsylvania rurale, poi nel Maryland, ho conosciuto i veri Stati Uniti. E devo dire che anch'io, forse anche perché sono un uomo di destra, guardavo a Trump con vera speranza. E adesso invece Sarkozy Junior risponde in maniera decisa: sono deluso. Sta diventando tutto una farsa. I dazi sono ridicoli e Trump è persino riuscito a distruggere la destra canadese. La questione di Harvard poi è assurda, senza contare che da studente negli Stati Uniti adesso rischierei l'espulsione anch'io. È una follia. La voce del figlio di Sarkozy, che chiamavano le President Bling Bling, l'americano, quello che guardava agli States, è certamente una voce da non sottovalutare anche per un'analisi della presidenza Trump, di come stia andando in questi suoi primi 6 mesi. Va bene, allora sono le 18:20 e intanto vi devo dare delle notizie prima di passare al qui Parlamento. La notizia, immagino lo sappiate già, elezioni comunali, Genova e Ravenna vanno verso il primo turno al centro-sinistra. Matera e Taranto vanno al ballottaggio, l'affluenza definitiva al 56,29%, il PD esulta, vince il centro-sinistra che sceglie Unità e Alternativa. Andiamo a vedere allora che cosa scrive l'ADN Cronos. Genova e Ravenna al centro-sinistra al primo turno delle elezioni amministrative 2025, Taranto e Matera al ballottaggio. I primi dati del Viminale sembrano confermare gli exit poll e le proiezioni. Si sono chiuse alle 15 le urne, sono stati 117 i comuni delle regioni a statuto ordinario, 9 i comuni commissariati della Sicilia, invece quelli chiamati all'elezione diretta del sindaco e al rinnovo dei consigli comunali. Sono 3 i capoluoghi di provincia al voto: Taranto, Ravenna, Matera, insieme con Genova, capoluogo di regione. Circa 2 milioni gli italiani chiamati alle urne. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà quindi domenica 8 e lunedì 9 di giugno. In base ai dati diffusi sul sito Eligendo, relativi alle 110 sezioni su 653 alle comunali di Genova, è avanti Silvia Salis, ma questo dato non è aggiornato. Ve lo do io il dato aggiornato sulla base di 290. Diamo un altro aggiornamento alla pagina. Vediamo quanti, ecco, su 334 sezioni scrutinate su 653, quindi siamo ormai al 50%. Silvia Salis prende 61.577 voti, pari al 52,57% dei suffragi. Picciocchi Pietro ne prende 50.585, pari a 43,19% dei suffragi. Quindi mi sembra abbastanza chiaro che molto probabilmente, se questo trend verrà confermato, se si andrà avanti in questo modo, Silvia Salis sarà la prossima sindachessa di Genova. Per quanto riguarda invece Matera, andiamo a vedere anche
Matera e lo andiamo a cercare qui con Eligendo, che anch'io stavo compulsando prima di andare in onda. Andiamo in giù, eccoci qua in Basilicata, andiamo a vedere Matera, vediamo un po' che cosa ci dice, che cosa ci dicono i dati più aggiornati. In Matera hanno scrutinato 23 sezioni su 93, entriamo quindi, no, una su 62, scusate. Comune di Matera, sezioni sindaco 1 su 62, al momento al momento niente, perché Nicoletti, che è sostenuto dal centrodestra, ha preso 9 voti, 40 e 91%, Roberto Cifarelli, sostenuto dal centrosinistra, ha preso pure lui 9 voti, 49%. In realtà, se andiamo a dare un'occhiatina appunto alle altre città, Ravenna, anche qui secondo i primi dati di Eligendo, alle comunali è in testa Alessandro Barattoni, candidato del Campolargo, 59,35%, seguito da Nicola Grandi, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lista Civica Ravenna col 22,96%. Alvaro Ancisi, sostenuto dalla Lega e dalla Lista Civica Ambiente e Animali, 6,5%, Veronica Verlicchi, Lista Civica La Pigna, 5,3%. Taranto abbiamo una proiezione, la seconda proiezione del consorzio Opinio Italia per la RAI alle comunali di Taranto, è avanti col 36,8% il candidato del centro-sinistra Pietro Bitetti, sostenuto da PD, Alleanza Verdi Sinistra, per Bitetti sindaco, Demos, Unire Taranto, con Bitetti, Democrazia Cristiana, Partito Liberal Democratico, Azione, a seguire Tacente, Francesco Tacente, candidato di Taranto Popolare, prima Taranto, insomma queste UDC e Viva da Taranto, ce ne sono quanti ne volete, 27,5%. Il candidato Luca Lazzaro, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Partito Liberale, Noi Moderati, Lazzaro Sindaco, 19,7%. Anna Grazia Angolano, candidata 5 Stelle, lista Angolano Sindaca, 10,9%. Ahimè, questi sono i risultati, ne rifletteremo tra non molto. Ma adesso, Sveva, se sei pronta, andiamo pure con Qui Parlamento. La seduta è di qualche giorno fa, del 21 maggio, parla l'onorevole Laura Cavandoli alla Camera sulla mozione Gazza e risoluzione PNRR. Prego. Qui Parlamento.
Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie cara Sveva, alle 18:33 minuti e 2 secondi. Il mio nome è Bond, James Bond. Il mio nome è Sepp, Giuseppe. Questa era una vecchia barzelletta che una volta veniva associata ai film di 007 e mi vergogno anche per avervela raccontata. Allora, bella gente, siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. 0292947222, il telefono è aperto, voglio sentire le vostre parole, i vostri commenti, insomma, com'è andata questa tornata elettorale. Genova, insomma, le attese c'erano, dai, diciamolo pure, le attese c'erano, vediamo un po' che cosa ne pensate, dove secondo voi si sarebbe potuto fare di più, dove invece è mancato probabilmente il mordente e insomma come sono andate le cose. Raccontiamocela tra di noi, vediamo un po' di capire, di trarre un ammaestramento da questa tornata elettorale. Se volete il telefono è aperto, ribadisco 0292947222. Mentre questo accade, andiamo a dare un'altra occhiata ovviamente all'Eligendo. Vi diamo i voti aggiornati di Ravenna. Ravenna, candidato Alessandro Barattoni, centrosinistra, 14.887 voti e 58,54%. Nicola Grandi 6.247 voti, 24,56%. Ancisi Alvaro 1.645 voti, 6,47%. Da notare che le sezioni scrutinate a ora sono 73 su 164, per cui siamo abbondantemente ormai quasi alla metà anche qui. Torniamo in Liguria, torniamo a dare gli aggiornamenti su Genova. Genova 363 sezioni su 653, Salis stabilmente avanti con il 52,44%, Piciocchi dietro 43,31%, insomma 9 punti di differenza, di distacco. Mi sembra che la vittoria sia abbondantemente netta per il momento. Poi naturalmente bisogna vedere che cosa succederà fino alla fine. Andiamo a
dare un'altra occhiata alle ultime notizie. Gaza, Hamas ha accettato la proposta USA per la tregua, ma l'inviato di Trump smentisce tutto. La smentita americana riferita dal giornalista di Axios Barak Ravid. Israele intanto annuncia attacco senza precedenti via dal sud della striscia. Raid fa strage in una scuola, morti anche 18 bambini. IDF, le forze armate di Israele, c'erano terroristi. Ucraina, attacco record di droni russi. Zelensky, impunità totale di Mosca, servono più sanzioni. Sapete che stamattina c'era stata quell'uscita di Trump che aveva detto ma Putin è completamente impazzito. Dazi UE accelerano i negoziati con gli USA, oggi nuovo contatto. La portavoce capo dell'esecutivo UE Pigno, all'indomani della telefonata Trump-von der Leyen. Macron si dice fiducioso. Va bene, ci mette la faccia così sua moglie gli tira un altro schiaffone già che c'è. Scudetto del Napoli, festa sul lungomare, i bus sfilano tra migliaia di tifosi, migliaia di supporter sotto un sole cocente, la stima è circa 150.000, mentre sono stati 50.000 i tifosi che hanno seguito l'evento dai 4 maxi schermo. Ne prendiamo atto, congratulazioni. Poi, donna uccisa a Legnano, l'ex marito si costituisce, io non c'entro con quel delitto. Platini torna alla Juve, Michel smentisce, nessuno mi ha chiamato, nessuno ha chiamato Leroy. Caso Garlasco, Chiara non graffiò l'assassino, dubbi e verità su Andrea Sempio. Avanti così. Vediamo un po' che altro c'è di interessante. Vediamo un po'. Prato, 18enne in coma dopo un pugno in piazza, caccia all'aggressore, colpito da un uomo di origine straniera, è caduto sui gradini davanti alla fidanzata 17enne. Andiamo bene, andiamo. Un drammatico episodio di violenza si è verificato nella tarda, questa è stata battuta poco fa dalla ADN Kronos, comunque è avvenuto nella tarda serata di sabato 24 maggio intorno alle 23 in piazza Buonamici nel centro di Prato. Un giovane italiano di 18 anni, residente a Campi Bisenzio in provincia di Firenze, è stato aggredito da un uomo di origine straniera che secondo le prime ricostruzioni l'avrebbe colpito con un pugno al volto. Il colpo ha fatto perdere l'equilibrio al ragazzo che è caduto violentemente sui gradini della piazza battendo la testa. L'assessore si è subito dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Al momento dell'aggressione erano presenti la fidanzata della vittima, una ragazza di 17 anni, e un'altra giovane le cui testimonianze saranno fondamentali per le indagini in corso. Il 18enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è stato immediatamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi, si trova attualmente in coma farmacologico. La Procura della Repubblica di Prato ha assunto la direzione delle indagini, affidandola alla squadra mobile della Questura, che sta lavorando per chiarire le cause del violento alterco e risalire all'identità dell'aggressore. Gli inquirenti invitano eventuali testimoni a farsi avanti per contribuire alla ricostruzione dei fatti. Ovviamente è un appello al quale ci associamo in pieno, ovviamente. Vediamo adesso la proposta, che cosa è successo a Gaza. Appunto, Hamas ha accettato la proposta di USA per la tregua, ma l'inviato di Trump smentisce. Ancora il delitto di Legnano, l'ex marito di Vasili Kapotinku, la 35enne romena trovata morta ieri in un appartamento a Legnano, è andata a costituirsi ieri a Brescia. Sull'uomo, connazionale di 38 anni, pendeva un mandato d'arresto europeo emesso dalla Romania lo scorso 15 maggio per reati predatori. Il 38enne autotrasportatore aveva precedenti per lo sfruttamento della prostituzione. Nel consegnarsi, dopo aver appreso dell'omicidio della ex, l'uomo ha chiarito di non c'entrare nulla. Dio santo, però non si può scrivere così, dai, vi prego, questo non lo accetto dall'ADN Kronos. L'uomo ha chiarito di non entrare nulla con la morte
di Basilica. Io avrei scritto di non averci niente a che fare, di non aver niente a che fare con la morte di Basilica. L'omicidio della 35enne trovata da un vicino di casa ieri mattina in una pozza di sangue con un coltello da cucina conficcato nella schiena risale, secondo chi indaga, alla sera di sabato. Ma sarà l'autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni nell'Istituto di Medicina Legale di Pavia a chiarire l'orario della morte. Nell'appartamento di Legnano, Basilica, residente insieme alla famiglia a Cinisello Balsamo nel Milanese, lavorava come escort. Ed è tra i clienti della donna che sono indirizzate le indagini sull'omicidio, coordinate dalla Procura di Busto Arsizio e condotte dai carabinieri del gruppo di Rho e del nucleo investigativo di Milano. Vedremo che cosa succederà. Nel frattempo sono le 18:41, noi procediamo con la nostra trasmissione, voi non avete chiamato, il numero comunque ancora aperto, 029294 7222, diamo un'altra scorsa ai dati che arrivano man mano da Genova. Adesso le sezioni sono 390 su 653, Salis stabile 52,2, Piciocchi Pietro 43,59. Questi sono i dati che arrivano direttamente da Genova, secondo il sistema ovviamente del Ministero dell'Interno, i dati di Eligendo. Andiamo a vedere un pochettino se a Matera magari qualcuno ha dato qualche dato in più. Va a votare a Matera, dobbiamo aspettare per il voto di Pasquale Metrano, dobbiamo aspettare, questi sono ancora a 1 su 62 sezioni scrutinate, straordinario. Ultimo aggiornamento 17:59. Vabbè, aspetteremo di sapere anche qui se hanno eletto il sindaco, chi è e così via. I dati dalla Liguria, ripetiamo, sono abbastanza evidenti, ripeto. Genova 390 su 653. Entriamo di nuovo in pagina, scusate. Torniamo appunto alla città di Genova, ecco qui. E all'ombra della lanterna il centro-sinistra continua a essere avanti, 52,2, 43,7 il centro-destra. Va bene, allora, perché vi avevo fatto ascoltare il tema di 007 del 1962? Perché adesso noi diamo la parola a un'amica che torna a parlare con noi, torna con la sua lucida analisi, come sempre, qui in trasmissione. Chi è? Suad Sbai, la conoscete benissimo, giornalista, già parlamentare, ed è responsabile del Dipartimento Immigrazione e Integrazione della Lega. E allora abbiamo commentato questo dossier che è stato prodotto dagli 007 francesi, dove si parla dell'islamizzazione dell'Europa e si parla anche dell'Italia. C'è da preoccuparsi fino a che punto, ma soprattutto c'è rimedio? State a sentire che cosa mi ha detto Suad. Sveva quando vuoi. E allora io stasera ritrovo con molto piacere Suad Sbai, che vi ricordo essere giornalista, è già stata parlamentare, ma soprattutto è la responsabile del Dipartimento Integrazione e Immigrazione della Lega. Allora Suad, questo dossier degli 007 francesi, quanto ci deve inquietare? Questo dossier nel quale si dice chiaramente che c'è un tentativo chiaro, netto di islamizzazione e sottomissione quantomeno della Francia e poi dell'Europa. Questo dossier non mi fa paura perché lo conosco benissimo, l'abbiamo trattato abbastanza bene nei ultimi 10-15 anni. Abbiamo fatto non so quanti incontri sia alla Camera, al Senato, proposte, abbiamo denunciato il fenomeno della fratellanza musulmana, perciò a me è sembrato un po' svegliarsi da non so da che cosa,
i Fratelli Musulmani sono presenti in Francia dagli anni 90 e hanno fatto quello che è scritto anche nel dossier, per carità, ma non l'hanno fatto solo in Francia. Se andiamo a vedere in tutta Europa è invasa dalla fratellanza musulmana. La fratellanza musulmana ha un progetto ampio, è un progetto non solo religioso, ma anche di religioso ce n'è poco, ma c'ha un progetto politico, sociale, economico che avanza. Il posto ideale è l'Europa, è là dove c'è democrazia, là dove si rispettano i diritti umani, là dove loro oggi lavorano benissimo. Se andiamo a vedere in qualche paese arabo, loro neanche esistono più, perché hanno fallito. Primavere arabe la sono fallito totalmente fallito, perché basta vedere negli anni, cioè nelle primavere arabe hanno fallito totalmente, non c'è stato spazio per loro adesso, diciamo. Però in Occidente c'è più spazio, grazie comunque anche degli accordi che facciamo con i paesi, con questi paesi, anche con paesi, io chiamerei canaglia, che alimentano economicamente questi gruppi e finanziano questi gruppi della fratellanza musulmana. Cioè li finanziano e loro avanzano nella politica, avanzano nell'economia e nel sociale, avanzano. Purtroppo è questo che io ho scritto anche un libro sulla fratellanza musulmana. Io l'ho letto. Anche chiarissimo, abbiamo pure presentato da te, Antonino, questa trasmissione dove si analizzano i 12 punti della fratellanza musulmana e sono talmente chiari, loro vanno avanti con il loro progetto. E il problema è che l'Occidente deve cominciare a aprire gli occhi, a svegliarsi, perché questi purtroppo il male è dove prendono delle persone che c'è un'ignoranza nella religione, non hanno mai aperto il Corano, per dire, e poi gli viene trasmesso tutta una falsità, a seguire, per esempio, seguire la jihad, seguire il male. Gente ci crede, e qui bisogna fermare le moschee fai da te, l'imam che non è mai andato a scuola. Bisogna fermare la loro ideologia, che per me direi criminale, perché non ha nulla a che vedere con i diritti umani, hanno un progetto bello ampio. Ecco, un progetto ampio. Certamente un progetto ampio ed è un progetto di sottomissione, lo ricordiamo a chi ci sta ascoltando. Quella è la prima cosa, certo. Ma io ti volevo dire, da questo dossier viene fuori anche che c'è questo centro Bayan a Verona, che a quanto pare sarebbe in relazione diretta con i fratelli musulmani. Se ne accorgono i francesi, io non ci credo nemmeno se mi pagano che i servizi segreti italiani non lo sapessero, dai. Ma no, lo sanno, certo che lo sanno. È offensivo da parte anche dei francesi che l'Italia... No, il problema è che non c'è solo uno, ce ne sono tanti altri. Ci stanno a Roma, ci sono a Milano, i fratelli musulmani stanno ovunque. Sì. Stanno ovunque. Stanno anche vari gruppi anche politici, stanno vicino al Senato, vicino alla Camera, vicino ai comuni, vicino ai municipi. Loro hanno una rete capillare che avanza dappertutto, avanza. Avanza e va fermata. E questo dossier, diciamo, che poi alla fine è stato preceduto da un altro dossier belga, ormai non c'ha più neanche spazio diciamo dove può muoversi, ecco, perché è invasa totalmente
totalmente. E questi comprano anche il fatto economico, loro comprano di tutto, comprano il spazio fino alla sottomissione. Chiaro, la sottomissione è una parte, però non solo, cioè quella è sottomissione e la radicalizzazione oggi dell'immigrazione, che alla fine fino a ieri non sapeva neanche che cos'era, e poi anche di tutto, tutti. Però il mondo arabo si è svegliato da parecchio, ecco, questo sarebbe secondo me dobbiamo dialogare molto con i paesi arabi, quelli che invece Fratellanza Musulmana l'hanno bloccata, l'hanno messa anche fuori legge, e noi invece non so che aspettiamo, ecco. E infatti a maggior ragione è il momento giusto per fermarli, per dire che questo gruppo non è solo religioso, non è uno che chiede il posto dove pregare tranquillamente. Questo è un progetto politico, sociale, economico e non ha altre cose. E che poi è chiaro, è di occupazione del territorio, quella per loro è fondamentale, anche la parte politica. Loro bisogna vedere, avete visto in Inghilterra, cioè entrano con i partiti, per esempio alcuni partiti che si vogliono chiamare verdi o non so, viola o azzurri, entrano a fare parte, intanto entrano per poi avanzare, comandare. Beh, l'abbiamo visto anche a Monfalcone, che c'era il partito locale, quindi ormai dobbiamo cominciare a ragionarci sopra pure noi. Senti, ma appunto, ma come se ne esce da questa storia? Monfalcone ci deve far preoccupare ancora, non è perché adesso passata la campagna elettorale bisogna stendere un velo, bisogna invece di Monfalcone parlarne tutti i giorni, non tutti i giorni, ma quasi, perché non deve più succedere neanche un azzardo. Uno deve anche azzardarsi a presentare anche, per carità, siamo un paese libero, ma là dove ci sono degli elementi che vogliono invece, hanno un altro progetto per l'Italia e per l'Occidente, là bisogna invece unirsi tutti quanti e bloccarli e farli e metterli fuori legge, insomma. Senti, ma esiste un Islam che noi possiamo coltivare, un Islam moderato, pacifico? Perché molto spesso gli ascoltatori chiamano e dicono vabbè, rimandiamoli tutti a casa, che però mi sembra una soluzione più da bar che un'analisi della situazione. Ma secondo me intanto mandiamo in casa quelli che hanno un progetto barbaro per il paese. Noi non riusciamo a mandare neanche quelli, ma di che parliamo? La gente può dire tutto quello che vuole. Nel mettere fuori legge questi gruppi e vedere anche, individuare, perché no? Perché non tutti i musulmani sono, come qualcuno dice, che sono tutti fratelli musulmani, non lo sono per la nostra fortuna, sì. Però bisogna individuarli, cominciare adesso a lavorare anche il moderato che deve fare, se parla viene minacciato, allora tace, no? Perché dice ma è proprio è dal governo che deve venire, insomma, dal governo, dalla politica, deve venire, non dal allora no, che devono fare oggi? Se un musulmano vuole, che ne so, denunciare, dove va a denunciare? C'è anche questo, bisogna parlarne, bisogna parlare e far capire che il gruppo dei Fratelli Musulmani è un gruppo che è pericoloso, anche per loro lo sanno, perché lo sanno, basta vedere anche questi paesi, tanti paesi arabi, insomma, si combattono con i Fratelli Musulmani, però si annidano qui perché qui possono lavorare liberalmente. E il moderato delle volte dice meglio che faccio gli affari miei, nel senso perché devo andare a denunciare? Certo. Come la mafia. Esatto. Cioè, come fai? Ti vengono, e quella è la paura.
e invece deve venire dallo Stato questo movimento, e allora bisogna da domani dichiarare che il movimento della fratellanza, come hanno fatto alcuni paesi arabi, cioè è normalità, dove questi paesi arabi l'hanno messi fuori legge. Bisogna che anche l'Europa cominci. Per fortuna sono pochi in Italia, sono pochissimo, però anche quei pochi sono pericolosi. Vanno messi fuori legge, perché non hanno nulla a che vedere con la cultura né democratica né liberale né di rispetto di diritti umani dell'Occidente. Questi sono pericolosi, tutto qua. Lo dico da 25 anni. Va bene, vorrei insistere a ripeterlo perché si vede che non è passato bene il messaggio. È bene che è uscito questo dossier, insomma, però basta andare anche a vedere le nostre battaglie su questo tema, devo dire, ma anche nella stessa radio di cui sto parlando, insomma, che ne abbiamo trattati tante volte queste tematiche. Certamente. Eppure, insomma, secondo me non bisogna smettere, bisogna dare un taglio netto, non velato, un taglio netto, perché loro solo così si eliminano, diciamo, dalla sfera. È proprio così. Allora, Suad, so che sei molto serrata con i tempi, io ti voglio ringraziare del tuo tempo e avremo modo di risentirci presto, va bene? Io vi ringrazio molto e le battaglie vanno combattute insieme, che non è una battaglia, è un problema che va risolto. Ripeto, è un problema che va risolto, se no continueremo a parlare di integrazione di gente e questo non succederà mai se non mettiamo fuori legge questo gruppo, insomma. E questa sarà una giusta battaglia che si dovrà intestare alla Lega, io credo. Sì, certo, vorrei vedere. Grazie. Grazie, arrivederci. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te Sveva, questi erano gli Equipe 84, tutta mia la città 1969, ladies and gentlemen, perché tra un po' è il momento della grande città con Carla De Bernardi. Come ogni lunedì, stasera Carla ci ha portato in visita in due bellissimi palazzi nobiliari di Milano, dove le sorprese non mancano di certo. Ma prima di dare ovviamente spazio alla grande città della nostra Carla, noi andiamo avanti con la nostra trasmissione 0292947222 se volete dire la vostra, se volete intervenire. Tra l'altro sono le 19, 2 minuti e 44 secondi. A Genova le sezioni scrutinate sono 440 su 653, Sialis avanti 52,19, Piciocchi insegue 43 e 55. Questo è quanto. 340 670 9659 per le vostre zap o WhatsApp che dir vogliansi. Naturalmente domani alle 7:30 ci sarà la rassegna stampa col sottoscritto e vedremo un po', faremo un po' la cronaca di quello che è successo quest'oggi. Noi ora andiamo a dare un'altra occhiata alle agenzie. Nel frattempo vediamo che cosa dice l'ANSA di interessante a quest'ora della sera. Diamo anche un'occhiatina alla BBC perché non l'abbiamo vista all'inizio della trasmissione. Vediamo un po' che altre news abbiamo. Niente, l'apertura della BBC di oggi è ancora fissa su Trump che ha definito Putin matto, pazzo dopo appunto l'attacco aereo contro l'Ucraina. Andiamo a vedere invece appunto le ultime notizie dell'ANSA. L'ANSA Sava Sandir apre con la Salis che vince a Genova, Barattoni a Ravenna, Taranto e Matera al ballottaggio, esulta il PD. Orlando punita all'arroganza della destra. Il Partito Democratico a Genova e Ravenna 2 straordinarie vittorie, congratulazioni ai nuovi sindaci. Affluenza definitiva 56 e 29%, in linea con quella della tornata precedente al 56 e 32. Ancora il Medio Oriente, dice l'ANSA, i media, Hamas ha accettato la proposta di tregua degli USA, Witkoff smentisce, l'Ucraina, Zelensky e la totale impunità di Putin la causa dei raid, ancora la guerra commerciale, colloquio tra Trump e von der Leyen sui dazi al 50% all'UE, rinviati al 9 di luglio. Infine l'indagine del Sole 24 Ore, gli anziani vivono bene a Trento e Bolzano, i bambini invece vivono meglio a Lecco. Orbene, allora dovrebbe esserci una telefonata. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele, dimmi tutto. Bonsoir, un saluto noblesse oblige, madame, monsieur, comment ça va bien? Ça va bien, monsieur. Prego. Oh là là. Radio Libertà, la Talk Radio, Zoom, il Drive Time dei fatti insieme a te Antonino Danna. Che piacere ascoltare questo che è un programma di infotainment infinito del microfono d'oro nella stagione scorsa, e dunque poter essere ospite con il mio editoriale mi riempie sempre di gioia, ne sono veramente fiero. Ecco, vado? Vai. Il punto di Michele Caruso. Tensioni alla manifestazione contro il DDL sicurezza a Roma. I partecipanti alla manifestazione Tucur, che era prevista in forma statica a Piazza Barberini nella capitale, si sono avvicinati allo sbarramento delle forze dell'ordine su via del Tritone. Sono stati contenuti con gli scudi dalle forze dell'ordine. Ci sono stati spintoni e manganellate tra i poliziotti e i dimostranti, che circa in 300 hanno tentato almeno 2 volte di sfondare il cordone delle forze dell'ordine per cercare di arrivare a Montecitorio, a Palazzo Chigi. I manifestanti hanno forzato così il muro delle forze dell'ordine, contrari al provvedimento del governo, DDL sicurezza, hanno cercato di forzare il blocco dei poliziotti, che però è riuscito a impedire il passaggio per almeno 2 volte. La polizia scientifica ha filmato i fatti per poter identificare
in primis i partecipanti al tapperoide. Era previsto un sit-in, la manifestazione era stata preavvisata lontana da ogni hubris in questura con un sit-in a Piazza Barberini, ma secondo quanto è emerso dagli accertamenti i partecipanti hanno lasciato il presidio statico con l'intento di oltrepassare il blocco degli agenti in assetto antisommossa per raggiungere i palazzi del governo. Dalle riprese aeree non risulterebbero esserci feriti. Ma io mi chiedo, e così concludo, per la manifestazione contro il DDL sicurezza è possibile che ci fosse tutto questo caos e non si poteva prevenire che la guida potesse così essere rivoluzionario? Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Ma sai Michele, il punto è anche la civiltà delle persone che partecipano a una manifestazione. Se uno va pacificamente con i suoi slogan, le sue cose, rispetta il percorso che è stato stabilito, che problema c'è? Se uno invece va perché deve fare casino, allora lì non siamo più nella libera manifestazione delle idee, lì siamo nel problema di ordine pubblico e a quel punto è normale che le forze dell'ordine intervengano. Anche perché io non sono sicuro che questi tizi che ogni volta si mescolano e vogliono fare casino, una volta arrivati nel palazzo del potere, che fanno? Si fermano e vengono ammoniti dalla Meloni come San Francesco fece col lupo di Gubbio? Ne dubito moltissimo. Per cui direi che avere delle forze dell'ordine che intervengono e garantiscono la sicurezza di tutti sia un grosso vantaggio. Resta il fatto che se vuoi andare a fare la protesta, la fai certo, la fai civilmente, la fai serenamente, se invece vuoi sfasciare tutto, allora questo è un altro paio di maniche e le cose cambiano, diciamo così, radicalmente. Allora, andiamo a vedere altre news, stavolta andiamo sull'Aggi, vediamo che cosa ci dice l'Aggi alle 19, 9 minuti e 14 secondi. Il telefono è sempre aperto per voi allo 0292947222. Andiamo a vedere, ecco qua. Anche qui l'apertura Sava Sandir è su Silvia Salis, sindaca di Genova, il centro-sinistra vince al primo turno anche a Ravenna, Matera in vantaggio la coalizione riformista, a seguire il candidato sindaco del centrodestra, Taranto verso il ballottaggio Bitetti-Lazzaro. Ancora la Lagarde, l'euro potrebbe diventare l'alternativa al dollaro, chissà cosa ha sognato stanotte la Lagarde. Il Napoli sbarca in città, tifosi in delirio per lo scudetto, il video dall'alto della polizia. BTP Italia, rendimento minimo all'1,85%, da domani il via al collocamento. Bombardata una scuola a Gaza, 33 morti, Visentin respinge le accuse, non ha niente a che fare con la morte di Liliana. Garlasco, il legale di Sempio, è stato un sicario a uccidere Chiara. Condannati 4 ex dirigenti della Volkswagen per lo scandalo Dieselgate. Nuovo test del sangue per scovare le malattie genetiche e poi c'è sta il re Carlo in Canada, Ottawa spera in un messaggio anti-Trump, quindi diciamo così che il buon Kearney, il neoeletto primo ministro canadese, naturalmente dovrà pronunciare il discorso del trono per la riapertura del Parlamento canadese e generalmente questo discorso, mettiamola così, è vero che il discorso è di Sua Maestà, ma è altrettanto vero che il primo ministro qualche preghiera ce la mette sempre, ecco, mettiamola così. E Carlo III, tra l'altro, 20ª visita che compie al Canada, la prima da quando è diventato re nel settembre del 22. Dopo l'atterraggio ci sarà un incontro per celebrare la diversità e il patrimonio culturale del Canada attraverso musica e artigianato, durante il quale il re incontrerà il governatore generale Mary Simon e il primo ministro. Domani i sovrani andranno in Senato
su una carrozza trainata da 28 cavalli per il discorso del trono, previsto intorno alle ore 16 ora italiana. Carlo III riceverà gli onori militari, la visita reale si concluderà con la deposizione di una corona di fiori presso la tomba del milite ignoto. Questo è quanto ci si attende domani, insomma, vediamo un po' che cosa succederà. Ancora Salman Rushdie ha detto di essere compiaciuto della condanna severa inflitta al suo assalitore, perché Hadi Matar è stato condannato a 25 anni di carcere per tentato omicidio dopo aver pugnalato più volte Sir Salman nel corso appunto di una presentazione di un libro a New York. Mi compiaccio del fatto che abbia ottenuto il massimo della pena, spero possa utilizzare questo tempo per riflettere su ciò che egli ha fatto, ha detto Sir Salman al programma Today della BBC Radio 4, Radio 4. L'attacco ha lasciato lo scrittore pluripremiato cieco da un occhio, con un danno al suo fegato e una mano paralizzata a causa dei danni causati al nervo sul suo braccio. L'anno scorso Salman Rushdie ha pubblicato un libro dal titolo Knife, coltello, nel quale riflette sull'attacco ed è il suo modo, lui l'ha descritto come il suo modo per reagire a quanto ha subito. Include anche una conversazione immaginaria con Matar. Credevo che dice, ho pensato come se fossi lì per incontrarlo per davvero, porgergli delle domande, ma immagino che non riuscirei a tirare fuori molto da lui, ha detto Sir Salman. Dubito che il mio assalitore voglia aprire il suo cuore alla mia coscienza, e così ho pensato, potrei aprire il mio invece da parte mia, e probabilmente lo farei meglio di quanto una vera conversazione nella realtà potrebbe fare. La conversazione scritta da Rushdie è stata portata alla realtà da un filmmaker della BBC, Alan Yentob, con un'animazione fatta con l'intelligenza artificiale per un documentario che è andato in onda l'anno scorso. I risultati sono stati molto scintillanti, ha detto Sir Salman. Devo dire che certamente ha rappresentato qualcosa per me. Va bene, allora adesso noi chiudiamo qui la nostra trasmissione, va in onda La Grande Città con la nostra Carla De Bernardi. Stasera visitiamo due palazzi molto interessanti della città di Milano e, che dire di più, terminata La Grande Città avremo Sergio Endrigo, Io che amo solo te, del 1963. Grazie per essere stati con noi, appuntamento domani alle 7:30 con la rassegna stampa, o se preferite alle 18:05 trattabili con la puntata numero 1006 di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Va ora in onda La Grande Città con Carla De Bernardi. Si può vivere anche a Milano, nel cuore della città. C'è tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità, sia tutto portata di mano. Non si scappa dalla realtà. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. E allora, questa sera per La Grande Città con Carla De Bernardi, che io ringrazio come sempre per la cortesia e per la disponibilità. Carla, io adesso passo a proiettare alcune fotografie. Bravo, così le insomma, commentiamo. Ecco, e ci racconti un pochettino che cosa Tu hai magari fatto. lasciale qualche istante così le possono vedere bene, non farle passare troppo veloci. Sì, non c'è problema. Allora, Intanto ringrazio anch'io te, ringrazio Radio Libertà, ringrazio chi ci ascolta ovviamente, perché senza di loro sarebbe tutto inutile. allora cominciamo dall'inizio. L'inizio è questo qui.
Dove sei Sì. stata? Allora, oggi c'era a Milano questa cosa che si chiama i cortili aperti. Cortili aperti vuol dire che ci sono appunto delle case. Noi sappiamo che Milano ha questa caratteristica di avere giardini e cortili interni molto importanti, in palazzi molto belli, molto antichi e appunto molto importanti, che di solito sono chiusi al pubblico. Questo che tu hai inquadrato, per esempio, no, quello di prima. Sì, stavo rimettendo in ordine una fotografia che si era scompaginata. Un momentino che la riprendiamo perché... Calma. Allora, io sono andata a fare tutti questi, non tutti, ne ho fatti 5 o 6 perché poi gli altri 3 non avevo voglia di stare troppo in giro, faceva caldo, però ho fatto i principali Ecco e qua. sono andata a vederli proprio per poterne parlare stasera. Eccolo qui. Allora, questo qui è Palazzo Borromeo. Palazzo Sì. Borromeo in piazza Borromeo è una palazzina in stile tardo gotico, vedi con l'ingresso a sesto acuto, Sì. in mattoni, era la dimora dei Borromeo. Borromeo, che l'abbiamo detto altre volte, ma lo ricordo per chi non l'avesse ascoltato o chi l'avesse dimenticato, erano una famiglia importantissima a Milano. Loro non erano milanesi, erano di San Miniato, erano toscani. Quasi nessuna delle famiglie importanti milanesi era milanese, nel senso che i Visconti venivano da Mariano Comense, Francesco Sforza veniva, se non mi ricordo male, dall'Emilia Romagna o qualcosa del genere, comunque non era milanese. I Borromeo non erano milanesi. Poi sai che Milano è stata a lungo romana, tra l'altro quella zona che ho visto io oggi, che è il sestiere di Porta Vercellina si chiama, è proprio dove, sopra la Milano romana, perché i romani arrivarono a Milano nel 222 a.C. e rimasero fino al 400 e rotti, quando arrivarono i barbari, le invasioni barbariche. E tutta quella zona lì è la zona della Milano romana, Milano Capoccia, come la chiamo io, ed è il sestiere, nel senso che Milano è sempre stata divisa in 6 fette di torta. Milano è circolare, è fatta a cipolla e in centro, vabbè, c'è il Duomo. Un tempo il centro era Piazza San Sepolcro, ma adesso è il Duomo, e è sempre stata divisa come una torta in 6 fette, rinchiuse da mura. Le mura poi sono state abbattute svariate volte, fino a che alla fine dell'Ottocento hanno proprio, come si dice, portato via tutte le mura che erano spagnole, le ultime, e Milano non ha più le mura, ma dalla sua origine, nel 600 a.C. in poi, ha sempre avuto le mura. E queste mura racchiudevano la città, che era divisa in 6 sestieri, 6 sestiere da 6, e questo è il sestiere di Porta Vercellina, a cui corrispondeva Porta Vercellina, perché ogni sestiere poi nel muro aveva una porta e intorno alle mura correva il naviglio, che poi venne chiuso, come sai, nel 1929-1930, ma su questo adesso soprassediamo. Allora, i Borromeo sono San Carlo e Federico Borromeo, che era il cugino, se non ricordo male. San Carlo si beccò la peste di San Carlo alla fine del Cinquecento, no, scusami, all'inizio del 600. No, e Federico, scusami, si beccò la peste, quella raccontata dal Manzoni, che è appunto nel 600, quella di San Carlo è precedente, perché le pesti c'erano sempre, a partire dalla famosa peste del 300, che decimò l'umanità. Ciclicamente si presentavano le pesti, che sembrava arrivassero con le navi, no? Arrivavano le navi dall'Oriente e sulle corde, sulle cime delle navi correvano i topi, che erano i portatori della peste. Nel 300 si chiamò la peste nera, perché veramente fece fuori metà dell'umanità, che ovviamente non erano gli 8 miliardi di oggi, ma era qualche decina di milioni. E una cosa curiosa è che, siccome morirono tutti gli amanuensi, questo fatto di non avere più persone che scrivevano a mano, che trascrivevano e scrivevano a mano, fece sì che vennero inventati i caratteri da stampa. Tu sai che molte invenzioni derivano da una necessità. In quel caso i caratteri da stampa furono la brillante intuizione, se non ero di Gutenberg, perché non c'era più nessuno che scriveva a mano, erano tutti morti, e quindi
nasce la stampa, che poi è la progenitrice della stampa moderna. I Borromeo, San Carlo e Federico, furono due personaggi importantissimi. A San Carlo dobbiamo un sacco di robe, lui fondò il collegio dei Gesuiti, la chiesa di San Fedele, un sacco di cose importantissime. Lui inventò, pensa un po', il confessionale, perché prima di San Carlo non c'era il confessionale. Prima di San Carlo tu giravi per la città, beccavi un prete e dicevi: senta, posso confessarmi? Infatti. E invece, proprio per il fatto che c'era la peste e che quindi bisognava mettere un diaframma tra il prete e le persone per evitare ulteriori contagi, lui inventò il confessionale. Poi fece tante altre cose, ma adesso non ci dilunghiamo su Carlo Borromeo. Federico Borromeo fondò la Biblioteca Ambrosiana, che fu la prima biblioteca aperta al pubblico, dove la gente poteva anche andare di sera, andare a scrivere, e poi raccolse una quantità di capolavori che ancora oggi la Biblioteca Ambrosiana è uno dei musei più importanti, forse d'Europa, guarda, neanche dico d'Italia, forse d'Europa come collezione. E si fecero questa casettina. Vedi che c'è scritto Humilitas, 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 è una ripetizione del motto che era appunto il motto di Borromeo, era Humilitas. Sì. Qui abbiamo un'altra finestra a sesto acuto di cotto bellissima, appunto tardogotica, e tutto intorno questo che sembra un tessuto, no? Si ripete come in certi tessuti, certo, si ripetono certi motivi. Humilitas, Humilitas, Humilitas. Che fossero così umili a vedere la loro casetta non si direbbe, però per esempio San Carlo portava il cilicio, San Carlo non toccò mai una donna, e quando qualcuno tentò di infilargliene una nel letto, perché successe anche questo, si arrabbiò moltissimo. Mangiava solo pane e acqua, era veramente, infatti era detto il casto, prima di diventare santo, il casto. E c'era questa meravigliosa casetta. All'interno, io non li ho mai visti perché non è aperto al pubblico, sono contenuti degli affreschi meravigliosi che rappresentano dei giochi, il gioco dei tarocchi, il gioco della palla, con queste dame, con questi capelli tirati su a sbalzo, si chiama la pettinatura di quelle dame medievali, però questi affreschi non si possono vedere. Dopodiché sono andata alla ex monastero delle Umiliate, questo che stai facendo vedere tu, via Cappuccio 5, il convento delle Umiliate si chiamava convento di Santa Maria Maddalena al Cerchio e risale al XII secolo, è in condizioni perfette ed è proprietà privata, via Cappuccio 5. Non puoi vederlo da fuori perché non c'è un portone che dà su questo cortile, o per meglio dire, puoi entrare dal numero 5 suonando ai signori che hanno lì il loro centro studi che si chiama The Mill, il mulino, ti aprono, sono molto gentili e ti fanno entrare a vedere questo chiostro. Oppure puoi entrare dal portone vicino, ma devi poi trasferirti, non è immediatamente lì, quindi da fuori non lo vedi. È un cortile segreto ed ha un bellissimo pozzo in mezzo, non so se la foto eccolo col pozzo, qui. eccolo qua, vedi? E poi ci sono questi reperti archeologici perché il palazzo era di proprietà dei Guido Uccelli di Nemi, che era un archeologo e che è quello che ha fondato il Museo della Scienza e della Tecnica a Milano, che oggi si chiama Museo della Scienza e della Tecnologia, perché gli hanno cambiato nome, ma lo fondò Guido Uccelli di Nemi, e che andava in giro a cercare reperti archeologici, e quindi una parte di questi reperti li ha messi nel cortile. Bellissimo questo chiostro delle Umiliate, che risale appunto al XII secolo, ma poi venne rimaneggiato, diciamo, nel 400. Ecco, questi sono altri reperti, vedi, trovati in giro da Guido Uccelli di Nemi. E quindi via Cappuccio 5. Se uno vuole andarlo a visitare, deve appunto andare a suonare al numero 5 e sperare che la persona che è un avvocato che ha lì lo studio abbia voglia di aprirgli. Ma di solito lo fa perché è una persona molto gentile. Ma con questo adesso non correte tutti in via Cappuccio 5, se no mi uccide. Appunto. Ecco, io però l'altro giorno sono stata da lui perché il 25 settembre in questo centro studi, che è bellissimo, uno spazio meraviglioso che dà sul chiostro, presenterà i miei libri, La storia di Milano e La grande Milano. Poi
se a settembre saremo Complimenti. ancora qui, lo diremo e magari qualcuno potrà venire a vedere il chiostro in occasione della presentazione dei miei libri. Ecco, poi sono andata nel cortile del Museo Archeologico, che qui non ti ho mandato foto, che è adiacente a San Maurizio al Monastero Maggiore. Maurizio al Monastero Maggiore è una delle chiese più belle di Milano, è detta la Sistina di Milano, è tutta affrescata da Bernardino Luini e dai suoi figli Aurelio e non mi ricordo come si chiamano gli altri, e da altri pittori straordinari del Quattrocento, e io sono appassionata di due opere che ci sono dentro San Maurizio. Una è questa, ed è la decapitazione di Santa Caterina. Santa Caterina l'avevano martirizzata con una ruota dentata, ma poi per un miracolo la ruota si era rotta e invece di graziarla, perché quando tu sopravvivi a un'esecuzione dovrebbero graziarti, le hanno tagliato la testa, vedi? Questo è il momento in cui la povera Caterina viene sacrificata e dietro c'è una specie di come dire, adesso non so se turco o che cosa. Comunque, ha la scimitarra, quindi sì. E deve essere qualcuno a cui dava fastidio la religione di Caterina, un infedele, non so come definirlo. Certo. Ecco, e poi, sempre a San Maurizio, una delle cose che a me piace di più è questa che è appunto del figlio di Luini, è l'Arca di Noè. Guarda se non è di grandi dimensioni, guarda se non è qualcosa di spettacoloso. Tra l'altro puoi notare che ci sono i due liocorni, sai che c'è quella famosa filastrocca? Eccoli dice, qua. Eccoli qua. La filastrocca dice solo non si vedono i due liocorni. E invece da Luini c'erano. Nell'opera del Luini c'erano. Le giraffe, vedi, i dromedari e non i cammelli, no, forse ci sono anche i cammelli, le tigri, i leoni, e tutti ci sono. E poi gli altri due affreschi vicini, che non ti ho mandato, sono dopo il diluvio e quindi si vedono tutte le persone e gli animali in acqua, alcuni anche scheletrici, alcuni morti, dopo il diluvio, perché qui scappano dal diluvio, ma poi, adesso non mi ricordo la storia, ma poi l'Arca di Noè si rompe. Cos'è che succede? No, poi l'Arca di Noè arriva sul Monte Ararat, si ferma. Sul Monte Ararat, bravissimo. Le acque si ritirano. Le acque si ritirano, però ci sono delle persone che o sono annegate o sono morte, perché nei due affreschi vicini si vedono appunto queste persone cadute dall'arca, diciamo. Questo è Palazzo Arese Litta. È un palazzo di Corso Magenta e questo è l'orologio del cortile dell'orologio. Devo averti mandato anche la foto del cortile, se non mi ricordo male. Eccola qua. Eccolo qua, vedi? Il cortile dell'orologio. C'è un bar bellissimo, il bar mi sembra che si chiami o palcoscenico o o proscenio, insomma fa riferimento al fatto che lì c'è un teatro, il Teatro Litta. Questo palazzo Litta, la prima versione nel 600 l'aveva fatta il Richini, niente poco di meno che. Tra l'altro il Richini era quello che ha fatto il Teatro della Scala, no? Il Palazzo Reale, quindi ha fatto veramente dei capolavori milanesi. E se non erro piaceva molto anche a Carlo Borromeo, deve aver fatto lui qualcosa del Palazzo dei Gesuiti a Brera. Lo fecero per Bartolomeo II Arese, che era un nobile, e poi passò, che era il presidente del Senato, poi passò ai Litta e venne ristrutturato in stile barocchetto lombardo. Infatti la facciata non è del 600 ma è del 700 e tra l'altro ci sono due grossi telamoni, cioè due grossi personaggi di pietra che reggono il soffitto, i balconi, e all'interno io ci sono stata una volta che c'era il Salone del Mobile, facevano un'esposizione, perché poi tra l'altro lì a Palazzo Litta Arese c'è la sovrintendenza di Milano, la sovrintendenza ha sede lì e il palazzo è affrescato con degli stucchi dorati, specchi, pavimenti, ogni sorta di meraviglie, ed è aperto al pubblico di solito per eventi o sicuramente durante il Salone del Mobile, perché espongono delle robe di solito brutte. Non ho mai trovato niente di bello, ma è talmente bello il palazzo che merita.
Questo invece è il cortile di via, come si chiama? Via Saffi 29, sempre zona Magenta, sempre Sestiere di Porta Vercellina. Questo è il palazzo Conti Zanoletti Cavagna di Gualdana. Oggi si vedevano solo i giardini e i cortili, quindi non ti ho mandato foto di interni perché non sono entrata in nessun palazzo. Questo è un palazzo fatto a cavallo del Novecento, e quindi un Liberty, sai che il Liberty inizia alla fine dell'Ottocento e nei primi decenni del Novecento si esaurisce, verso il 1920 è già esaurito, e questo è un palazzo bellissimo con un giardino meraviglioso e per l'appunto che questo cortile qui non è visibile di solito. Allora, oggi c'erano tutti i banchetti che presidiavano questi cortili, che erano dell'Associazione Italiana Dimore Storiche, AISD, qualcosa del genere, e io gli ho chiesto se posso mettermi in contatto con loro, e lo farò, perché voglio portare dei gruppetti dei miei soci, degli amici del Monumentale, a visitare qualcuno di questi palazzi. Mi sembra perché un'ottima idea. Sono meravigliosi. Ti ho detto che l'altro giorno li ho portati a vedere Andrea Solario al Pol di Pezzoli, una mostra meravigliosa. Poi sono andata in via Cappuccio, dove c'era appunto il chiostro delle Umiliate, l'abbiamo già visto, ma al numero 18 c'era Palazzo Lurani Cernuschi, un palazzo del XVI secolo che però poi è stato anche lui rifatto in salsa neoclassica, perché a Milano c'è, forse in tutte le città, c'è questa stratificazione di stili, no? Certo. Cioè si comincia con delle cose molto antiche e poi queste cose vengono, anche le chiese, i palazzi, vengono poi riadattati secondo lo stile dell'epoca, quindi hai appunto dei palazzi del 600 o del 500 come questo, che poi diventano settecenteschi, ottocenteschi, perché vengono appunto a seconda del passaggio di mano, vengono poi ristrutturati, vengono cambiate le facciate, vengono aggiunte decorazioni. Dopodiché sono andata anche a Spezia, Palazzo Borromeo te l'ho detto. No, questi sono i palazzi che ho visto per voi oggi. E ho fatto un bel giro di tutta quella zona lì, ti dico, è la Milano romana, tant'è che una via si chiama via Circo, certo. Poi un po' più in là c'è via Arena. Il circo era proprio in Corso Magenta, era un lungo circo molto lungo, ovale, stretto e lungo, e lì c'era il circo, c'erano le gare dei cavalli, e ovviamente non c'è più, c'è solo via Circo. In via Circo ci sono dei ruderi del circo, ma proprio dei ruderi, e invece i ruderi del Palazzo di Massimiano sono importanti, sono proprio dietro Corso Magenta in via Brisa, ci sono questi resti del Palazzo di Massimiano, imperatore romano, che era l'imperatore romano d'Occidente, mentre a Oriente ce n'era un altro, e lui era lì in questa zona e aveva come si dice, un palazzo che non era un palazzo, era un villaggio, perché erano 80.000 metri quadri, c'erano le terme, c'era il tribunale, c'erano un sacco di cose, quindi era un centro importantissimo, e ne rimangono dei resti che si vedono molto bene, però sono resti, non è rimasto granché, non sono rimasti pavimenti, per modo di dire. E molte cose della Milano romana sono appunto al Museo Archeologico, che è adiacente a San Maurizio Monastero Maggiore. Tu entri, la prima cosa che vedi è un plastico in legno di Milano ai tempi dei Romani, quindi con le mura augustee, che sono le prime mura fatte appunto dai Romani, che poi Massimiano prolunga e diventano le mura imperiali, le mura massimiane, e c'hanno sempre queste famose 6 porte che ci portiamo ancora dietro, perché noi a Milano abbiamo Porta Venezia, che era l'ex Porta Orientale, abbiamo Porta Vercellina, abbiamo Porta Vittoria, abbiamo Porta Comasina, continuiamo ad avere le porte che c'erano. Poi nell'antichità ce n'era qualcuno in più, c'era Porta Giovia per esempio al Castello Sforzesco, che non c'è più. Però diciamo che Milano
a 6 sestieri, a 6 fette, 6 sestieri con le 6 porte e le mura, è rimasta così. Non ci sono più le mura, ma la suddivisione di Milano resta questa. Nell'antichità le mura venivano chiuse la sera venivano tirati dei cancelli e poi c'erano delle torrette ai lati delle porte con i soldati, erano così vicini tra loro che chiacchieravano. Però la sera queste porte venivano chiuse e venivano riaperte all'alba. Tant'è che, per esempio, ti faccio una divagazione, la chiesa di Santa Maria la Rossa a Crescenzago, che tra l'altro è una chiesa bellissima, ha sulla facciata delle ciotole, sì, perché sono ciotole concave o verdi o gialle messe a croce di ceramica che qualcuno dice che era per riflettere il sole e scacciare i demoni, ma in realtà sembra che siano delle scodelle di ceramica con cui venivano nutriti i pellegrini, perché i pellegrini che arrivavano a Milano dall'est e arrivavano troppo tardi, quindi sapevano che avrebbero trovato le porte chiuse, e si fermavano nelle chiese esterne alle mura. E una di queste era Santa Maria la Rossa a Crescenzago, e appunto queste ciotole sulla facciata proprio ricordano che lì si fermavano i pellegrini, quindi era uno xenodocchio. Xenodocchio vuol proprio dire, la radice xeno lo sai, Sì. vuol dire straniero. Lo spizio dei pellegrini. Perché i pellegrini andavano o a Roma o a Gerusalemme o a Santiago de Compostela, dove sono andata anch'io a piedi. Io sono andata sia a Roma che a Santiago a piedi. A Gerusalemme purtroppo no, perché di questi anni è impossibile andare a Gerusalemme da tanto tempo. Perché si imbarcavano a Brindisi poi per Gerusalemme. Esatto. I pellegrini venivano giù da tutta l'Europa, tant'è che Goethe disse la famosa frase: l'Europa si è fatta andando a Compostela, perché partivano tutti da casa loro, i pellegrini giustamente non avevano il monopattino e l'aereo, il treno e la macchina, e quindi a piedi partivano dalle loro case che erano in Polonia, in Germania, in Austria, in Svizzera, in Francia. Tant'è che la via Francigena, non so se lo sai, lo saprai sicuramente, si chiama così perché parte da Canterbury, sì, attraversa tutta la Francia, e dalla Francia partono poi 3 vie che vanno a Santiago de Compostela, e poi proseguiva, entrava in Italia al passo del Gran San Bernardo, la Francigena, e da lì si andava a Roma. Quindi la via Francigena si chiama così perché venne fatta questa via Francigena, che sono 70 e passa tappe, dette in latino mansio, perché il vescovo di Canterbury andò a Roma a prendere il Pallio. Ora, il Pallio quasi nessuno sa cos'è, ma di recente l'abbiamo visto mettere sulle spalle al di Papa Leone XIV. Il Pallio è quella stola bianca che ricorda l'agnello, no? È l'agnello. Il buon pastore, sì. Il buon pastore, e quindi il Pallio veniva sempre messo sulle spalle dei vescovi e dei papi, e l'abbiamo vista questa cerimonia l'altro giorno. Quindi il vescovo di Canterbury, che si chiamava Sigerico, andò a Roma a prendere il Pallio. Non mi ricordo quale fosse il Papa, non me lo chiedere perché non me lo ricordo. E poi tornò da Roma e stabilì queste 70 tappe che sono diventate la via Francigena, e parte in Italia, parte in Francia e poi arriva a Canterbury. E in Italia le tappe prima di Roma sono Viterbo, Sutri, e indietro fino a attraversare la Val d'Orcia, la Lucchesia, la Cisa, la pianura padana. Io me la sono fatta tutta, però me la sono fatta andando a Roma, non tornando da Roma come Sigerico. E niente, perché parlavano della Francigena? Sì, per le ciotole dei pellegrini. I pellegrini arrivavano da tutta Europa e passavano appunto in Italia a San Bernardo. Poi c'è una via Romea che costeggia l'Adriatico, perché chi veniva da est delle volte scendeva lungo l'Adriatico, no? Invece che lungo il Tirreno. Quindi c'erano tutte queste vie, la mappa delle vie che andavano a Santiago, a Roma e a Gerusalemme
e come diceva appunto Goethe, è lì che è nata l'Europa. E quindi non è nata a Ventotene, come dicono alcuni, è nata molto prima. Ma infatti quando cammini su queste vie ti rendi conto Come dell'importanza, no? no? E io l'altro giorno sono andata anche a Baggio, forse te l'ho raccontato, abbiamo attraversato il Parco delle Cave, che si chiama così perché c'erano delle cave di ghiaia che adesso sono diventate laghetti, e in quel parco lì che circonda la casa Petrarca, perché è provato che Petrarca abbia abitato a Baggio, a questa cascina all'interno, che si chiamava Infernum in verità, poi è diventata cascina all'interno. Petrarca aveva lì una casa di villeggiatura, perché a Milano stava in zona Sant'Ambrogio e invece a Milano per vacanze andava a questa cascina all'interno, che a lui piaceva tantissimo perché era in mezzo al verde, lui era un amante della natura, era una persona a cui piaceva il silenzio della natura e camminando nella casa di Petrarca, che il pavimento in alcune stanze è ancora quello, il soffitto, e tu dici, ma io sto calpestando i passi del Petrarca, e anche fuori nel parco, perché lui andava a passeggiare in questo parco, tant'è che la cascina all'interno e il suo parco sono protetti dalla soprintendenza. Lì Petrarca ricevette anche il Boccaccio. Tu sai che Petrarca venne in Lombardia chiamato da Giovanni Visconti perché doveva fare il precettore del figlio Galeazzo e voleva sapere da Petrarca se Galeazzo era un ragazzo adatto a fare il duca di Milano. E Petrarca lo cura, lo segue, eccetera, eccetera, e poi dice la famosa frase che diventa il cartiglio dei Visconti: a buon droit, a buon diritto. Cioè questo ragazzo ha le doti per essere a buon diritto reggere il Ducato di Milano. E quindi c'è questa tortora con questo cartiglio, questa colomba o tortora, chiamala come vuoi, che regge un cartiglio consistito a buon droit, a buon diritto, ed è una delle imprese dei Visconti, e la vedi anche dentro in casa Petrarca, alla cascina all'interno c'è una sala che è stata restaurata dall'Associazione Amici di Casa Petrarca, che vedi proprio le imprese dei Visconti, quindi c'è la corona, c'è la colomba, c'è il sole radiante che si chiamava Razza, che trovi dappertutto, il Castello Sforzesco, che trovi anche in Duomo, ne abbiamo già parlato. Certo. E quando ti trovi in quei posti e dici io sono qui e 500 anni fa, 600, 700, quanti sono, qui c'era il Petrarca, sono esattamente dove c'era lui, capisci? O Leonardo. Cioè, a me emoziona molto questa cosa di essere nei luoghi dove c'erano proprio, dove hai proprio la vita di queste persone, perché sai, le loro opere sono le loro opere, certo. ma proprio stare dove erano loro, dove vivevano loro. Carla, abbiamo 180 secondi, chiudiamo con Inche. Fantastico. Abbiamo finito, ne abbiamo parlato di un sacco di cose, io adesso vado a mangiare le mie zucchine. Come no, io dico di Inche. Ah, di Inche. Allora oggi su Inche, anzi ieri, insomma, esce il sabato Inche, quindi sabato c'era la edicola Besenzanica, che è un'edicola che adesso è in concessione alla Fondazione Ligresti, non è più di questi Besenzanica che l'hanno fatta, e sono questi due buoi enormi, giganteschi di bronzo con due contadini, questi buoi recalcitranti, perché sono messi in discesa dall'artista sulla roccia rossa, e uno lo spinge, uno lo tira, questi qui si ribellano un po', questi due grossi buoi, magrolini, perché l'artista voleva far vedere che erano sofferenti, che facevano fatica, ma sopra di loro c'è una grande testa di Pietra Simona Rossa della Val Camonica, che è la madre natura, un viso di donna, un corpo di donna, tant'è che se giri dietro l'edicola vedi i suoi piedi enormi, i suoi polpacci giganteschi, e questa faccia serena di questa bellissima donna con le guance gonfie, perché soffia sui contadini e sui buoi il soffio vitale per sorreggere e sostenere il loro lavoro. È una delle edicole più belle del Monumentale, e ieri, l'altro giorno, insomma sabato, l'abbiamo pubblicata su Inche. Molto bene. Allora Carla, io ti ringrazio come sempre, al piacere di ritrovarci lunedì prossimo, anzi no, lunedì prossimo sì. È il 2 giugno, ci ritroviamo il 9 di giugno, perché il 2 giugno Zoom certo, non andrà è la in Repubblica. onda. Certo, grazie. Certo. Grazie a te, grazie a tutti, un bacione a tutti.
Ascoltato La grande città con Carla De Bernardi. Che la gente che vive, che lavora, che si diverte, che respira in mezzo alle 4 del mattino Milano diventa molto strana. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Avete ascoltato Giugno.